Nella nostra regione ci sono comuni cui i sindaci si stanno arrabattando per trovare una collocazione a chi giunge in Italia in cerca di migliori condizioni di vita. Si parla di 120 arrivi al giorno in Veneto, sistemati alla belle meglio anche nelle palestre delle scuole dove a breve riprenderanno le lezioni. A Chioggia il sindaco Armelao si oppone affermando di non avere nessuna disponibilità di alloggi, prima di tutto deve pensare alle famiglie di Chioggia, ben 173 che necessitano di un alloggio, un dato aggiornato con i servizi sociali proprio in risposta alla richiesta di disponibilità all'accoglienza. Mancavano strutture pubbliche per accogliere i minori a suo tempo ed ora mancano le stesse strutture pubbliche adeguate per accogliere anche gli adulti, ha affermato il primo cittadino. Armelao, in qualità di poliziotto, ha visto da vicino le realtà di Conetta, dove hanno trovato rifugio anche 1600 migranti, e di Sant'Anna, quando avevano trovato ospitalità all'hotel al Bragozzo. Armelao è contrario a queste strutture dove le persone vengono ammassate. Si tratta innanzitutto di gestire gli arrivi che ora sono ingovernabili e di dare ospitalità solo a chi ne ha veramente diritto e dove non c'è un'emergenza abitativa che pone scelte. Osteria Veneta, per gustare dell'ottima carne in un ambiente rilassante. Nuova gestione in via Brondolo 21. Prenota chiamando il 349 875 7579.